Amici bellini, notte, quindi perdonate, sarà una specie di ASMR perché devo stare in silenzio. Conte è un genio, o comunque, forse senza iperboli, insomma, è un gran studioso e ho aspettato per fare questo video perché lo volevo fare bene, che ho sentito cose che non sono proprio d'accordo, abbiamo pagelle, abbiamo screenshot, anche un sacco di screenshot. Cominciamo. Allora, benvenuto Maurizio Pollice, e ci sono molti nuovi iscritti, quindi benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Qualcuno che magari ha visto la reaction, che si è visto la live. Ho aspettato proprio per darvi anche modo di godervi le emozioni. Subito dopo le emozioni arriva l'analisi, ed è un'analisi goduriosa perché ci sono tantissimi spunti. Conte ci fa vedere cose nuove. E io avevo chiesto: Conte, giocatela con il Milan e noi non ti diciamo niente nemmeno se la perdi. E se l'è giocata, andiamo a vedere come. Allora, partiamo ovviamente dal calcio d'inizio, dove vediamo lo schieramento del Napoli in possesso palla, la linea a 4, i due mediani e i 4 attaccanti, quindi questa sorta di 4-2-4 che poi si sviluppa. Ma la bellezza è che questa situazione si vede solo in alcuni momenti, poi c'è un Napoli che attacca e un Napoli che difende, e Conte chiede ai ragazzi di fare un super lavoro, e lo stanno facendo, perché si devono trovare in diverse posizioni del campo a seconda di dove si trovano gli avversari e di dove si trova la palla. Ma ci arriviamo. Questa è la giocata dove i New York Yankees hanno perso le World Series. Purtroppo c'è stato questo errore in ricezione e non sono riusciti, erano avanti di 5 punti. Los Angeles, i Dodger hanno fatto, poi alla fine vincono 7-6. Tra l'altro voi sapete, no, che i signori del baseball guadagnano molto di più di quanto non guadagnano i calciatori, sono proprio bruscolini. Ohtani, per esempio, poi giocatore speciale perché sia lanciatore che battitore, guadagna 700 milioni, ha fatto un contratto di 700 milioni per 10 anni, e poi ne guadagna 680 dopo i 10 anni. Vabbè, avevo pensato di farvi uno scherzo e di fare tutto un approfondimento sul baseball, ma non mi pare il caso. La chiave è tutta qui. Anghissà, altissimo, e mi vanto di averlo notato in reaction, e poi me l'avete detto voi in live perché voi tenete occhio, e lo sto sentendo. L'hanno notato un pochino tutti perché era evidente. Conte contrappone Anghissà a Pavlovic nel primo pressing, e quindi non è un Napoli che aspetta tutto basso. Quando il Napoli è ancora sullo 0-0, Anghissà sta lì davanti, e grazie a questo pressing che poi Anghissà sviluppa in questo caso anche sul portiere, Maignan la passa a Morata, che verrà molto dentro per aumentare, per fare superiorità numerica al centrocampo. Morata fa un grande lavoro di sacrificio, però purtroppo ha sbagliato diversi controlli e diversi appoggi. Un po' il problema di Vlahovic dell'anno scorso. In questo caso la palla la recupera in questa zona Scott McTominay, Gilmour la darà a Rachmani, che poi troverà il filtrante per Anghissà, che è rimasto alto. E qui vedete la linea di passaggio che non era nemmeno banale, e quindi il Napoli subito verticale nonostante il Milan sia difesa schierata. Il resto è storia. Vedete che sullo 0-0 noi eravamo parecchio aggressivi, c'era la voglia. Le chiavi della casa, del palazzo, della cantina, della soffitta, dell'auto, della villa in montagna, della villa in campagna e della villa al mare. Di mettere in difficoltà la difesa del Milan, difesa che il Milan sceglie di tenere molto alta. Antonio, vai, attaccali, e Antonio li ha attaccati nella ricerca disperata di farvi vedere qualcosa che magari non vi hanno ancora fatto vedere. Anghissà che ha questo compito di stare avanti su Vlahovic. L'altra Juventus è inciampata, ma poi ne parliamo perché la classifica non conta. Qui Anghissà, mentre va a pressare in avanti, dice a Gilmour: guarda questo, perché Gilmour aveva il compito poi di seguire Musa, mentre McTominay era su Fofana. Accoppiamenti quasi uomo su uomo
che non abbiamo sempre visto finora, ma che in questo caso Conte decide di fare. Tra le cose che non escono negli highlights c'è anche questo tiro cross di Lorenzo, che probabilmente vede il movimento di McTominay sul primo palo e cerca di servirlo con questo spiovente, ma la palla poi verrà parata anche in maniera un po' goffa da Maignan. Stava diventando un gol pazzesco. E sul gol di Kvara, che avete visto in tutte le salse, Olivera urla come un danno alla garra cirrua, non so come dire, e proprio prima ancora di venire ad esultare con i compagni, proprio la soddisfazione di chi sta facendo le cose chieste dall'allenatore e stanno funzionando. L'allenatore credibile crea una squadra credibile. E segnaliamolo che Lukaku si deve abbassare, altrimenti fa un altro blocco, perché sul tiro di Kvara, come mi è venuto bene là, passa proprio in mezzo tra Lukaku e Ciao, si abbassa giusto in tempo, meno male. Maignan non benissimo in questo intervento, e forse ci poteva arrivare. E qui c'è leadership, qui c'è giocatori che si vengono tenuti sul pezzo l'un l'altro in modi diversi. Questo è quando viene annullato il gol di Morata. C'è Di Lorenzo che chiede la calma, c'è Anghissà che dice dai, c'è andata bene, c'è McTominay che batte le mani, dai ragazzi, tosti, ancora così, lo fa anche Kvara da questa parte, Lukaku che dice testa. Questo è l'allenatore che trasferisce a tutti i giocatori un po' di leadership, e cosa che non abbiamo visto l'anno scorso ma che adesso ricominciamo a vedere. Quanto è bello Oriale. E se continuano a dirvi che il Napoli gioca male, che si mette lì in difesa e non contrattacca nemmeno, è molto falso, perché all'80° sullo 0-2 guardate quanti uomini teniamo in aria. E qua è entrato Simeone, c'è Mazzocchi, McTominay e Neres tutti in aria. Questo è il tiro di Anghissà che finisce di poco fuori. Insomma, il Napoli non è stato assolutamente rinunciatario anche con i 2 gol di vantaggio. Grande parata di Meret sul tiro di Leao, bisogna dirlo, io potrei divertirmi a sbeffeggiare Leao e continuare a fare la mia crociata personale. No, Leao è entrato svogliato, lo abbiamo visto passeggiare e camminare, ma quelle 2 o 3 volte che è riuscito ad accelerare ha messo in difficoltà sia Mazzocchi che Di Lorenzo. E in questo caso è stato bravo Meret ad avere un bel riflesso, il tiro era su di lui ma la alza molto bene. Leao un paio di volte se n'è andato e ha messo dei cross non precisi, ma li ha messi. Una volta supera di netto Mazzocchi, un'altra volta Mazzocchi lo blocca. Insomma, vorrei avere quella tempra di altri tipi di tifosi che attaccano così, non ce la faccio. Io quando vedo delle cose, anche se non è della mia squadra, io le dico, lasciate il like, capite? Come ho visto dare dei 9,5 ad Olivera, ha fatto una grande partita. Olivera si prende 7 in pagella per me e ha fatto dei bellissimi interventi, però questa fa il paio con l'immagine di Mario Rui a terra con non si può dare 9,5, ma né a Olivera, non lo si può dare nemmeno a Kvara, non si può darlo a Lukaku. Direi di andarci piano. È un Napoli in crescita che sta studiando nuove soluzioni, che si sta applicando e sta facendo delle cose straordinarie. Se diamo 9,5 a Olivera per la partita di ieri, aggrava su Ronaldinho quanto avremmo dovuto dare. Qua per esempio Neres in teoria si prende un voto basso perché fa una scelta di andare dietro su McTominay quando questo passaggio secondo me c'era tutto e Simeone era in vantaggio e si poteva dare letture, scelte ed esecuzioni, perché poi alla fine il Milan qualche volta è entrato e l'esecuzione è stata sbagliata, altre volte la lettura dei difensori è stata corretta e quindi loro sono andati a sbattere. Si deve partire dal presupposto che i 2 allenatori preparano delle cose, le cose poi si sviluppano, poi c'è il campo, poi c'è la tecnica, poi c'è la leadership, c'è l'esperienza e c'è quel di più che i giocatori singolarmente danno quando credono ciecamente in un progetto. Tra l'altro, quanto è bello Oriale. Ci sono tantissime altre immagini che non vi posso far vedere. Mi hanno fatto la cazziata gli amici bellini del gruppo Telegram che i miei video sono troppo brevi, addirittura, che gli piacevano quando prendevo tutte le hitmap e tutte le cose. Devo scegliere, perché poi se ogni tanto io mi guardo intorno e dico questa cosa l'hanno detta, la stanno dicendo un po' tutti, e mi sento male a ripetere cose che sono quasi ovvie e vorrei cercare qualcosa di nuovo. Per esempio l'abbraccio di Conte con Gilmour, ne abbiamo parlato in live, che faccio, ve lo ripeto, quindi perdonatemi,
se oggi, più che l'analisi si fa, l'ho fatta, la sto facendo, però Conte è questo, Conte è il leader, non è il boss, e la differenza la vedete subito. Il leader è quello che dice noi invece di io, e ha imparato subito a farlo, è quello che dà credito invece di prendersi i meriti, quello che delega. Guardate che questo discorso, questo va a De Laurentiis, si fanno i complimenti a De Laurentiis per aver delegato, perché De Laurentiis è quello che micromanage, cioè che va a controllare tutte le piccole cose, il caffè, il ghiaccio, va a fare lui il mercato, il milioncino. Quando deleghi diventi leader, non sei più il boss. Incoraggia invece di criticare, si concentra sui punti di forza invece di concentrarsi sulle debolezze. È questo che Conte sta facendo, ed è per questo che il Napoli passa dal 3-4-2-1 a questo 4-3-3 ibrido, perché io da qui parto. Ho visto un bellissimo video tattico di Football Meta dove parlava del Napoli di Conte e ti spiega bene tutte delle cose che abbiamo analizzato nelle altre partite, e parte dal presupposto che Conte ha sempre giocato con questo tipo di formazione, cioè con il 3-5-2 o con il 3-4-2-1. Ma dov'è che Conte è un genio e capisce subito, capisce che non ha negli esterni la sua forza principale. Politano non è uno che si fa tutta la fascia e ti mette un grandissimo cross con il suo piede sulla testa di Lukaku, come non era il ruolo di Mazzocchi, come non è la specialità di Oliveira né di Spinazzola. Conte arriva a capire che quando gli arriva McTominay può lavorare su altri tipi di forze, e allora che aggiusta, sviluppa centralmente ma con un 2-2-2, perché lo abbiamo visto come sviluppa il Napoli quando si trova con questa situazione, con gli esterni che entrano molto dentro al campo, e crea queste situazioni. Quando poi il Napoli deve andare ad attaccare e succede questa cosa qui, si lascia i due centrali un pochino troppo vulnerabili. Allora che cosa succede? Una cosa che faceva anche Guardiola, forse è stato il primo a farlo, uno dei due centrali del centrocampo si può andare a mettere qui per proteggere, per far allargare un pochino i difensori e proteggere un pochino di più la difesa. Quindi il Napoli va anche con le fasce e quindi si possono creare le sovrapposizioni di Politano con Di Lorenzo e si crea tutto. Ma Conte cosa fa? Nel momento in cui noi pensiamo di aver capito tutta questa situazione, Conte sa che arriva il Milan e stravolge il tutto, e quindi invece di far avanzare McTominay fa avanzare Anguissa. McTominay lo abbassa un pochino, così fa anche più gioco palla al piede, cosa che gli avevamo chiesto, e il Napoli si adatta all'avversario e gioca di conseguenza. Signori, è entusiasmante, e ragioniamo sul fatto che molti di questi giocatori possono ancora migliorare. La frase margini di miglioramento che ci ha introdotto Guido e che ho fatto mia e che sto sentendo in molte trasmissioni, che siano locali o nazionali, è una frase vera, perché Lukaku non sta al massimo, perché in questo momento Oliveira sta crescendo e ci sta facendo vedere i margini di miglioramento. Rachmani sta diventando di nuovo quel difensore normale, efficace. Di Lorenzo che da braccetto sì è interessante, ma così da terzino, facendo il doppio ruolo, può avere meno fasi di copertura e può spingere un po' di più. Politano ti sta dando quel sacrificio incredibile che lo rende titolare praticamente inamovibile di questa squadra, ma si può ancora crescere perché abbiamo delle cartucce da sparare, come Neres. Gilmour è uno che ti può fare dei cambi di gioco ancora più di Lobotka, ma Lobotka ti dà ancora più copertura, ti dà ancora più equilibrio. L'equilibrio, quanto è bello Conte, lo devo dire. Ma non ho finito con gli screenshot, pensavate di cavarvela così? Questo è il momento in cui dico in reaction: Anguissa, non pressare il portiere, quando in realtà, scemo io, quel pressing accennato al portiere arriva il primo gol del Napoli. Qui però Anguissa mi ascolta, perché Anguissa deve guardare Pavlovic, quello è il suo ruolo. Politano tiene un occhio a Terracciano, ma Terracciano non viene considerato dal Milan, non lo mettono in condizione, e dobbiamo dirlo che con Teo sarebbe stata un'altra partita. Conte si arrangia, capisce, si adatta e sfrutta, ne approfitta del fatto che Terracciano non sviluppa, non va dentro come va a te. Quindi il Milan deve trovare altre soluzioni, che il Napoli blocca sul Nash. Vedete gli accoppiamenti.
E invece di avere il solito Lukaku che si allarga a destra, Lukaku cerca l'accoppiamento con Ciao che è più mingherlino, Ciao. E poi il calcio è bello perché invece va allo scontro con quello grosso come lui e lo disintegra. Ma mi piace farvi vedere che il Napoli, quando batte sia centrocampo sia dal fondo, mantiene centrocampo a 2 con Anghissà che viene a fare l'altro ruolo e con l'attacco praticamente a 4 con Politano più alto, Lukaku, McTominay e Kvara. Signori, c'è tanto studio, c'è tanta applicazione da parte del Napoli e c'è tanto calcio. Non banalizzatelo. C'è tanto calcio alle spalle e i giocatori se ne accorgono, ed è bravo Conte ad aver dato meriti anche alla sua squadra di analyst, di preparatori delle partite, perché dice hanno avuto proprio mezza giornata per preparare questa partita col Milan, visto che si veniva dalla giornata dove avevamo giocato con il Lecce, e quindi sotto questo punto di vista, visto che è così maniacale nella presentazione, nella preparazione della partita, ecco perché Conte gli danno un po' fastidio gli infrasettimanali, e quindi il non avere le coppe probabilmente con Conte ha un valore diverso. Ovviamente il nostro obiettivo è di andarci nelle coppe, quindi questo sarà un problema che Conte si dovrà porre più in là, però nel frattempo godiamocela. E adesso abbiamo una partita tosta, l'Atalanta me la sono vista. Voi stavate perdendo tempo gufando la Juve, io invece guardavo già l'Atalanta. Questa è la pellecchia di Buongiorno, che ve la faccio vedere a fare, la sapete, però voglio dividere le responsabilità di Buongiorno con Gilmour, perché Gilmour si fa vedere e poi scappa, e quindi Buongiorno viene tratto in inganno, dice la vuoi, probabilmente un Lobot che si fa vedere e se la prende. Non è un'accusa a Gilmour, però ci sono certe connessioni anche mentali che vanno sviluppate, perché non giocano insieme da tanto tempo, Tra l'altro calcio di rigore per il Napoli, aumenta il volume del corpo, perché ho sentito gente che ha detto era fallo di Lukaku, ho riso sui social, calcio di rigore per il Napoli, andiamo avanti, bravo Mazzocchi. Oh, Mazzocchi, Di Lorenzo se lo può anche guardare, se lo può godere, mentre Mazzocchi arronza Leao, che ride, si sbatte. E oltretutto, quanto è bello Oriali. Questo è quando Di Lorenzo se ne scappa e io urlo: non ti preoccupare, Leao non ti rincorrerà mai. E infatti si fa una blanda passeggiata, tant'è vero che Camarda, che poi recupererà il pallone su Di Lorenzo, che era molto più dietro, ma il ragazzo c'ha voglia, rispetto invece a Leao. Non è che erano entrambi freschi, ma il ragazzo c'ha più voglia ovviamente di dimostrare, mentre Leao non è proprio compito suo. Brava Valentina. Qui l'arbitro chiama fallo di Morata, che dà un calcio sullo stinco a Buongiorno. C'è prima lo step on foot di Buongiorno, quindi si fa male Morata, poi gli dà il calcio, ma il fallo era prima di Buongiorno. Che io non ce la faccio a non essere onesto fino in fondo. Quando vedo una cosa così la devo dire. Fallo al contrario, VAR, challenge, calcio di punizione per il Milan. E poi questa azione ve la dovete andare a rivedere tutta, perché il Napoli recupera palla con Buongiorno, tiene palla per quei 20-30 secondi, sviluppa calcio, qualche tocco di prima degli scozzesi, Anghissà che resiste a delle cariche e poi scarica su Politano. Politano ha la giocata codificata verso Kvara, che in questo momento è dietro di me solissimo, Lukaku la spizza di testa e poi succede questa azione qui, molto pericolosa, che arriverà al tiro McTominay, dove Kvara ha varie opzioni. Mi faccio aiutare da Giovanni di AI Shed, raccoglie questi dati. In questo momento noi abbiamo un max gain di 0,98. Kvara in questo momento potrebbe optare, secondo l'algoritmo, per il passaggio semplice, è quello che ha più probabilità di andare a buon fine. Il passaggio per Lukaku è un passaggio complicato perché ha due avversari davanti. Se la palla arrivasse a Lukaku, vedete che Lukaku ha una possibilità tentativo di tiro 50%, quindi è un'ottima opportunità. Se la palla arriva a McTominay, l'algoritmo ragiona su un passaggio in aria, un passaggio chiave o un passaggio semplice perché sta parecchio lontano. Kvara quindi fa la cosa suggerita dall'algoritmo, ma non la fa subito, avanza un pochino, entra in aria, quindi aumenta il max gain, e in questo momento se McTominay avesse avuto la lucidità passarla a Lukaku invece di provare il tiro al volo, in questo caso avendo anche il difensore davanti, sarebbero aumentate le percentuali di riuscita, che il tentativo, vedi, di McTominay lo porta a 34, mentre se la palla arrivasse a Lukaku abbiamo un tentativo di tiro che va al 50%. Mica male le letture. Dopo un'analisi del genere le pagelle sono la cosa più
inutile. Però lo facciamo per tenere un pochino il conto. Do 7,5 a Meret, che ci mette lo zampino ancora una volta e molto bene. Clean sheet a Milano non è banale, parata bassa, il tiro di Chukwueze, un po' inutile farvi vedere anche le cose che escono negli highlights, lo sapete di cosa sto parlando. Do 6,5 a Di Lorenzo, che qualche volta il dirimpettaio se n'è scappato, come do 6,5 a Buongiorno, che ha giocato una grande partita ma c'ha quella pellecchia sulla coscienza. Voglio dare 7 a Rachmani, che mi è sembrato più preciso, si è squagliato una volta anche lui, ma mi è sembrato molto molto preciso e aveva il duro compito di seguire o non seguire Morata, che veniva fino al centrocampo, quindi qualche volta lo ha seguito, qualche volta lo ha lasciato andare e ha mantenuto la posizione. Voglio dare 7 a Rachmani e do 7 ad Olivera. Voglio dare 7 a Gilmour, è troppo? Secondo me Gilmour tra un po' se ne gioca un'altra, arriviamo a quel discorso di ma con questo Gilmour, Lobotka, come si fa? Ve lo ricordate? No? Ogni volta che entra uno e gioca bene, arriva il tifoso che dice ma non vi lo ponete questo problema, ci servono tutti e due. Però che mal di testa dover fare tutto quello che ti chiede Conte. E Gilmour dimostra di essere un giocatore evoluto che sa fare molte cose. 7 Gilmour, ma stavolta do 7,5 ad Anghissà, che aumenta il raggio d'azione, che domina, che fa cose alla Anghissà e impreziosisce anche con l'assist. 6,5 a Politano, il cuore così. 6,5 a McTominay, che è venuto un pochino meno solamente nel gol, nell'ultimo tiro, ma ha fatto tanto lavoro sia di copertura sia di raccordo. E diamo 7 a Kvara per il gioiello e per la fase difensiva, e 7 a Lukaku, che sblocca una partita subito e ci mette in condizione di applicare tutto quello che avevamo studiato. Per questo e per molto altro Conte è proprio bravo. E se era legittimo chiedergli qualcosa in più nelle partite dove abbiamo sofferto anche con le piccole, e io non me lo dimentico, adesso è doveroso riconoscergli il lavoro che sta facendo e capire quando lui ci diceva dobbiamo lavorare, bisogna avere pazienza, le cose non escono da un momento all'altro, questo stiamo vedendo, ancora presto. La cosa bella è che stiamo portando a casa dei risultati che ci permettono di fare queste analisi con una tranquillità di classifica pazzesca. Ma Conte aveva già in mente questo percorso, ed è un percorso che deve cambiare in corsa quando si rende conto che non gli hanno preso gli esterni per fare il suo calcio con i cross, e infatti i cross del Napoli si abbassano, non aumentano come i cross di Conte, ma gli prendono un McTominay che gli può svoltare la squadra, ma dovendo però cambiare tutto. Quindi Conte si è trovato con tutto un lavoro fatto in estate quasi inutile prendere cestino, perché poi il mercato si è chiuso alla fine, quindi cestino, tutto quel 3-4-2-1, tutti i movimenti così, reinventarselo, portarsi dietro il discorso dei trequartisti più interni, ma sviluppandolo con una duttilità che è richiesta a questi calciatori, che lo fanno volentieri, proprio perché Conte è credibile. Spero che anche senza le hitmap mi sono meritato il vostro like. Da New York, Valerio Fudo è tutto. Buon Halloween! Lasciate l'emoticon della zucca se siete arrivati fino alla fine, dai.